Siamo alla stampa e a un ristretto numero di amici che abbiamo invitato lo spettacolo teatrale Emilio Lussu. Dire spettacolo forse è un'espressione eccessiva, perché la messa in scena di questo lavoro è una messa in scena assolutamente austera, che è stata concepita con questo impianto austero proprio perché l'opera potesse girare il più possibile in ambito scolastico e nell'ambito di circoli e di associazioni culturali, e quindi con un allestimento scenico il più semplice e il più modesto possibile. La presentiamo, abbiamo ritenuto giusto e utile presentarlo stasera, 5 marzo, che è l'anniversario della scomparsa di Emilio Lussu, che come tutti sapete morì il 5 marzo del 75 all'età di 85 anni, essendo nato il 4 dicembre del 1890. Cosa posso dire dello spettacolo? Lo spettacolo, ripeto, è nato con questa linea di austerità, è un ragionamento, omaggio alla memoria di Lussu, ma non soltanto questo. Credo che il lavoro si collochi all'interno di una linea espressiva che gli autori di teatro sardo in questi ultimi anni stanno mettendo a punto, tra essi modestamente ci sono anch'io, di raccontare la storia sarda ai sardi in sardo. Certamente rispetto a questo impegno sono state prodotte altre cose notevoli. Io stesso modestamente ho prodotto un'opera di carattere storico, Sadile Saciapa, che è la ricostruzione degli avvenimenti dell'8 aprile 1794 a Cagliari, il giorno della insurrezione cagliaritana con i piemontesi, ma su questo filone altri lavori sono stati fatti e so che sono in corso. La figura di Lussu è significativa non soltanto per la sua biografia personale, ma è significativa perché si tratta della vita di un uomo strettamente intrecciata alla storia della Sardegna, alla storia d'Italia e alla storia d'Europa di questo secolo. Quindi una figura che concentra in sé, in una sintesi potentissima, quelli che sono gli avvenimenti, il dibattito politico e la lotta politica, comprese 2 guerre mondiali, che hanno attraversato gli avvenimenti di questo secolo. Emilio Lussu è una figura straordinaria di sardo, di soldato, di politico, che ha una qualità straordinaria, rara, sempre più rara ai giorni nostri, di essere un politico che ha detto cose importanti in maniera semplice e chiara, laddove ci stiamo sempre più abituando a sentire delle banalità in maniera oscura e incomprensibile da parte dei nostri politici. È un uomo di cui è stato detto che meritava di guidare un popolo intero e che in quest'isola non è riuscito a raggiungere questa possibilità, nonostante abbia attraversato dei momenti storici fondamentali, prima e dopo la caduta del fascismo, in cui questa figura ha avuto una tale carica carismatica che sembrava possibile per esso divenire una sorta di re della Sardegna. Invece la democrazia non gli ha consentito neppure di essere presidente della giunta regionale. E la storia e il dibattito storico su questa figura è sempre aperto, curiosamente aperto a 22 anni di distanza dalla sua morte. Lussu ha ancora la sua figura un andamento carsico nel dibattito politico, scompare, riappare, tutti lo rivendicano a sé, nessuno ha abbastanza le carte in regola per farlo veramente proprio. Le sue fortune si riaccendono proprio in questo periodo in cui è ritornato
nel centro del dibattito politico il dibattito sul federalismo, sulle autonomie regionali, sulla discussione sulla riforma della forma dello Stato. Anche su queste cose Lusso a suo tempo disse delle cose chiare, illuminanti, molto precise, molto attuali. Ne sentirete alcune che sono riferite nel testo con le stesse parole di Lusso ed è, diciamo, rispetto a questi elementi che io come autore e come interprete mi sono sentito impegnato nel portare in scena la storia di quest'uomo. Franco Madau come editore e come interprete anch'esso si è fatto parte in questo lavoro e abbiamo con noi come una colonna importante l'attore Mario Medas che sapete, fa parte della storia del teatro sardo e quindi, diciamo, un elemento molto significativo in questo allestimento. L'allestimento richiede poche note, lo vedrete immediatamente. È un allestimento che prevede una voce recitante, la figura di Lussu, che è interpretata da me, anche se in origine non l'ho scritto pensando a me come interprete, una voce narrante che è Mario Medas, diciamo la voce della Sardegna narrante, la storia di questo suo figlio, e il cantastorie, la figura interpretata da Franco Madau, cantautore che tutti conoscete, il quale interviene nel corso della rappresentazione punteggiando gli avvenimenti e commentandoli con canti e canzoni dell'epoca o con canti appositamente scritti per questo lavoro, in particolare la ballata di Emilio Lussu, che è stata da lui musicata e che viene esposta lungo lo svolgimento del lavoro, che è articolato in 2 tempi e 7 quadri. Comunque, prima di concludere, devo fare una serie di doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno dato una mano fin da quando l'idea di portare in scena la storia di Lussu è stata concepita, e sono innanzitutto la Fondazione Sardinia, questa associazione benemerita che ha collaborato a questo come ad altri lavori anche miei di carattere teatrale, in particolare della Fondazione Sardinia, a parte il presidente Felice Ribichesu, devo ringraziare Salvatore Cuvetu e Gianfranco Contu, che sono, diciamo, i 2 padri spirituali di questo lavoro, perché grazie al materiale documentario che mi è stato fornito da loro che ho potuto ricostruire gran parte, costruire gran parte di questo lavoro insieme ad altri materiali e racconti anche diretti di gente che ha militato con Emilio Lussu. Devo ringraziare Virgilio Lai che ha fornito una parte delle fotografie da cui abbiamo tratto le diapositive che vedete. Devo ringraziare Andrea Meloni, giovane della Fondazione Sardinia, che ha collaborato tecnicamente, non solo tecnicamente, alla realizzazione di questo lavoro. Licia Lisei, che è una pittrice, autrice tra l'altro della copertina della musicassetta che contiene lo spettacolo, e Edizioni Florias. E devo ringraziare gli amici artisti dell'Associazione Regionale Teatro Etnico che hanno collaborato alla realizzazione della musicassetta. Qui ce ne sono presenti alcuni, Susi Monni e anche altri che non erano neanche attori professionisti, che hanno comunque dato le loro voci, il loro contributo, ma Sergio Murro, altri cari amici, Sara, Ciarella, eccetera, artisti collaboratori che
le cui voci sentirete, Giampaolo Lotto, le cui voci sentirete perché entrano nello spettacolo come effetti sonori, come che ci vengono dati dal tecnico in fonia e che costituiscono parte del tessuto dello spettacolo.